Buonasera e benvenuti al Donorione. Questa è la nona giornata di Serie A della Lega Calcio 8. Di fronte nel big match di giornata Football8 Roma Nord, padrone di casa qui al Donorione, e il Cotton Club contro l'Eurobet Palermo. La sconfitta per 3-2. Parte Mirante col sinistro, l'incrocio dei pali di Mirante, delle qualità balistiche del numero 7 di Pinna. Parte Piri, il suo destro, la sua terra è Caterini, infatti ci deve mettere le mani. Poi Pantaleoni, segnato a Pantaleoni, che qui imposta su Cardelli largo a sinistra, stavolta è impreciso l'appoggio. C'è Piri, attenzione, rosso per Cardelli, cartellino rosso per Cardelli. Non riusciamo a dirvi la motivazione, da qui probabilmente una blasfemia. E Simone Cardelli, qua Piri va a sfidare De Angeli, vuole andarsene in velocità. De Angeli prova ad andare in scivolata, Piri però se ne va, si presenta al lato corto, dentro Forcina, rimane lì Mirko Forcina, il vantaggio del Cotton Club. Prima è caduto a terra, poi è riuscito in scivolata a battere Caterini. È l'1-0 della formazione di Pinna proprio prima che finisca il primo tempo. Allargato sulla sinistra per Mirante. Mirante però sbaglia, allora Giordano prova ad andare in scivolata, Mirante, Giordano se ne va in mezzo a tre, palla dentro, Forcina, fuori, il cucchiaio di Forcina. Formazione del presidente Bonfiglio che qui va al tentativo su punizione con Mirante, palla che spiove, c'è l'intervento di Aliberti. C'è molto bravo in questa occasione Fernetti, poi la palla sfila, attenzione a Forcina, 1 contro 2, toccato da dietro da De Angeli, va giù. Parte Giordano, la finta, doppia finta, va Nolano col destro e la deviazione probabilmente di Pantaleoni. Il gol di Fabrizio Nolano è il gol del raddoppio del Cotton Club. Riesce a dare a Fernetti, copre col fisico Fernetti, poi di testa Giordano, De Angeli la stoppa ma la lascia lì per Forcina che va giù, calcio di rigore per il Cotton Club, sbaglia lo stop Matteo De Angeli. Parte Forcina, il suo destro centrale, potente, Mirko Forcina, bagna con la doppietta il big match, è il 3-0 del Cotton Club. Qui sulla destra dove lo stoppa Giordano, il brevilineo numero 90 di Pinna, se ne va, attenzione a Giordano, fino in fondo Giordano. Si va verso la conclusione del big match della nona giornata di Serie A, va De Angeli dentro, morbido lunghissimo, arriva Pantaleoni col tiro a rimbalzare, Santarelli deve metterla sopra la propria traversa. Praticamente da fermo Rossi aveva tentato direttamente la trasformazione, parte il corner dentro e Aliberti. Quando arriva il triplice fischio del direttore di gara, il Cotton Club vince 3-0 e sbanca il Donorione in casa del Football8 Roma Nord, ridotto in inferiorità numerica prima della fine del primo tempo. Non è stato un big match bellissimo, ma è stato molto teso tra due grandissime squadre che, statene certi, ci porteremo fino alla fine di questa splendida Lega Calcio 8. La gente viene qui dopo una giornata di lavoro, chi viene dopo una giornata di lavoro, chi viene dopo allenamenti. Se parte una bestemmia parte non in maniera indirizzata all'arbitro, in maniera indirizzata a qualcun altro, per via di sfogo. Io ci tengo a sottolineare con tutta la dirigenza, con tutti quanti i piani alti che hanno fatto questa regola, i presidenti e tutto quanto, di stare un attimo a rivedere la situazione, perché è impossibile che una partita di cartello magari come questa, ma una partita di qualsiasi tipo, venga condizionata da una frase blasfemica come è successo stasera, non indirizzata né all'arbitro né alla panchina avversaria, semplicemente perché è stato sbagliato un passaggio tra di noi. Poi se la regola è quella lì deve essere applicata ogni volta, deve essere applicata, perché è impossibile che certe volte l'ho visto e non è stato fatto. Per carità, allora una grandissima squadra, io sono convinto 8 contro 8 non vincono, non vince nessuno con noi, 8 contro 8 non vince nessuno. Sai, le partite vanno giocate in campo e la regola è chiara e purtroppo io in questo mi sento veramente di difendere l'operato del direttore di gara. Purtroppo il caso del blasfemia è stato talmente evidente che l'arbitro non poteva far diversamente. Io credo che la partita, almeno nella prima fase, avesse preso comunque una piega che era, passami il termine, di dominio territoriale da parte nostra. Credo che la partita si sarebbe incanalata comunque ugualmente in quella direzione. Il Cotton Club è una squadra che punta sulla qualità. I giocatori che il presidente mi mette a disposizione sono tutti giocatori di categoria. E ovviamente questo è quello che ho sentito comunque ho sentito voci girare all'interno della Lega, che le nuove squadre che portano giocatori di categoria ovviamente mettono in difficoltà quelle che erano le stelle della Lega fino all'anno scorso. Un giocatore come lui, come quello che hai citato te, o come Davide Lefebvre, così come anche Zamperini, secondo me dietro sta facendo un campionato straordinario. Sono giocatori di una categoria oggettivamente superiore a quella che forse si è vista fino ad oggi nella Lega e questi giocatori risaltano.